Ci apre la porta del suo appartamento a Cosenza, Grazia, 77 anni e dal 1986 abita in una palazzina popolare in via Popilia. Il volto conserva la bellezza dei suoi anni migliori, negli occhi si accende una luce di nostalgica tristezza quando ci mostra la foto del matrimonio, una vita che sembrava perfetta. Il marito, un insegnante con la passione del giornalismo, fondatore di Radio Lancillotto, che a memoria ricorda l'intellettuale poeta Sergio Pisani. Lei ne conserva oggi i libri. La parabola dell'esistenza ad un tratto si blocca, scivola in una vertigine, trascina nel tunnel buio di vuoto e lutti. Prima lo sposo, poi a morire, uno dopo l'altro, due ragazzi. Grazia trova la forza di andare avanti. Oggi a farle compagnia è l'ultimo dei figli maschi che in questo momento ha problemi di salute. Neanche lei sta bene, i referti dell'ospedale non lasciano dubbi sul tumore e in chemioterapia. Una donna fortemente provata che l'Aterp adesso vuole sfrattare perché non ha pagato il fitto, non ha avuto la possibilità di versare 76 euro al mese. Sono stata ricoverata tante volte, tanti interventi. Non ho pagato. E sono 2 o 3 anni. Ogni tanto, quando avevo qualche soldo in più, ce lo facevo. Ce l'ho in bollettine. Poi ho visto che l'anno scorso volevano 1500, sai quando volino. Io non l'avevo e non ci sono andata. Adesso tanto sto morendo, che me ne fa? Il CAF si sta occupando del caso, ma ora lei ha paura e chiede una rateizzazione del debito. Io non mi rifiuto di pagare, ma non poco più e senza anticipo. L'importante come non sono capitato, me ne vai, ma ne portano spezzi. E ci fai pure mio figlio. Non lo so, vedete voi se potete fare una cosa. Il CAF aspetta la risposta del Tribunale di Catanzaro, però oggi è 8 giorni che mi è arrivata la cosa e se a me lunedì viene qualcuno e mi sbatte fuori dove me ne vado.